Buongiorno, sono sempre Francesca Benvenu di Studio D. Lo sapevate che al Museo Nazionale Concordiese è conservata ed esposta una delle monete più rare e più belle che conosciamo? Si tratta di una moneta emessa nel 32 a.C. per ricordare un avvenimento di qualche anno prima che non era altro che la grande conquista del regno d'Armenia, uno dei regni più ricchi dell'antichità, ad opera di Marco Antonio. Ed è proprio Marco Antonio effigiato sul dritto di questa moneta, lui come generale vittorioso e accompagnato dall'iscrizione Armenia devicta, l'Armenia sottomessa. Sul rovescio invece l'immagine della donna dei suoi sogni e madre dei suoi 3 figli, Cleopatra, che viene ricordata come regina dei re, tra i re, e madre di figli che saranno a loro volta re. Una moneta quindi di straordinaria bellezza, anche perché possiamo vedere da vicino i volti dei grandi personaggi della storia. E quindi affrettatevi, non appena apriremo, venite a vederla con me, insieme a tutte le altre monete che ricordano alcuni dei momenti più importanti che hanno reso grande Roma, ma a sua volta anche tutti i centri legati ad essa, tra questi anche Iulia Concordia. E quindi vi aspetto di persona in museo. A presto!